Ok, buonasera a tutti, vi chiedo di alzarvi in piedi. Benvenuti a questa sera, per chi è nuovo, per chi è la prima volta che è qua. E, e niente, che possiamo in questo momento davvero poter ascoltare la parola di Dio, che in questo momento possiamo ascoltare la voce del Signore, lodarlo tutti insieme, come un sol corpo, in unione, e che possiamo gioire alla sua presenza. Prima di iniziare preghiamo. Signore Padre, ti ringrazio per la possibilità che ci dai di essere qua questa sera, Signore. Ti ringrazio perché il tuo Spirito è qua in mezzo a noi, Padre. Ti chiedo che noi possiamo davvero aprire le nostre orecchie, i nostri cuori per ascoltare il tuo Spirito Santo che parla alle nostre vite, Padre. Ti chiedo che davvero noi possiamo concentrarci su di te, possiamo concentrarci su quello che tu vuoi cambiare in noi, quello che vuoi modificare nelle nostre vite, Padre, che possiamo concentrarci sulle tante opere meravigliose che tu vuoi fare all'interno di questa Chiesa, Padre. Ti ringrazio per la tua presenza, ti ringrazio per tutto quello che fai per noi ogni giorno, per tutto quello che hai fatto per noi in questa settimana, Signore, tra chi va al lavoro, tra chi ha avuto esami e tanto altro, Padre. Ti ringrazio perché sei sempre insieme a noi, Padre. Ti ringrazio perché in questo momento sei qua ad assistere a questo culto insieme a noi, Padre. E ti ringrazio per tutto, Signore, ti ringrazio per la vita di Gesù, per la vita di ogni mio fratello e di ogni mia sorella che è qua presente, Padre, che tu possa benedire grandemente la vita di ognuno di loro, che tu possa davvero realizzare tutti quelli che sono i tuoi piani per le loro vite, Signore, che loro possano vivere una vita appieno nella tua volontà, nella tua presenza e seguendo quello che è il tuo cammino per le loro vite, Padre. Ti ringrazio per tutto nel nome santo di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, chi è venuto oggi per lodare il nostro Signore, per dare adorazione a Lui? Amen? Possiamo cantare assieme? Stella del mattino, arredeira Signore. A chi va lode? La lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò. Chiare? La lode va a Lui. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori. Tu hai un regno di potere per sempre a me. Cantiamo a Lui! La tua chiesa canta a te, la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò. La lode va a Lui. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori. Tu hai un regno di potere per sempre a me. Cantiamo la tua Chiesa! La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare,
Lui che è il nostro Re, il Signore degli eserciti. Cantiamo. Ti cerco, vengo a te, Signore. Quindi ancora in silenzio sei. Io ti cerco e adesso aspetto te. Rivelati a me, Signore, voglio te. Cantiamo, Signore, ti voglio. Signore, ti voglio seguire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo, sto cercando te. Corona conquista. Stiamo lottando, cantiamo per Lui. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Pensiamo a Lui. Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Solo la Chiesa. Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Cantiamo a Lui. Voglio toccarti, vedere il viso tuo. Cantiamo, Signore. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Amen, amen. Che possiamo dichiarare che vogliamo il nostro Signore Gesù. Sole tramonti, vieni la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Cantiamo, Signore, Io affondo la tua mano, su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. tu sei, Signore, cantiamo, tu sei. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Cantiamo se il sole. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida.
guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mare io affondo, la mano su mi riporta per respirare, fai camminare sopra le acque. Mettiamo tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Tutti alleluia al nostro Signore. Alleluia, Cantiamo. alleluia, alleluia, Cantiamo con forza. Cantiamo. Io affondo la tua mano, su mi riporta per respirare, fai camminare sopra le acque. Cantiamo tu sei. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Possiamo cantare alleluia, alleluia. Con tutto il nostro cuore. Ma io affondo la tua mano, su mi riporta per respirare, fai camminare sopra le acque. Cantiamo tu sei. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, mio Salvatore. Tu sei Padre. Tu sei il nostro Dio, Dio della nostra salvezza, Padre. Anche quando siamo dentro del mare, nel fondo del mare, c'è il Signore lì, Padre. C'è il tuo Spirito Santo, c'è la tua presenza, c'è la tua mano che ci riporta su, Signore. Per questo siamo contenti, Padre, perché siamo tuoi figli, Padre. Perché sappiamo che abbiamo un Dio potente, un Dio meraviglioso, Signore. Un Dio di grazia, Padre. Un Dio che rinnova le nostre forze ogni mattina, Padre, che ci dà una nuova via, Padre, che ci dà
nuova possibilità, Padre, di vita, nuova possibilità di fare una storia. Ti ringraziamo, Padre, perché sei questo Dio, Padre, che è presente in tutti i momenti, che è presente quando siamo in difficoltà, quando siamo contenti, quando abbiamo gioia, quando siamo tristi. Sei il nostro Dio potente. Che sia, che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. Solo confessione. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Chiamiamo Lui. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua.
più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Cantiamo ancora. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza Solo la Chiesa della cantiamo. tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa Chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, con la tua presenza riempici. Cantiamo ancora, Santo. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa Chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, La tua presenza riempici. Cantiamo ancora. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa Chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Grazie, Signore. Grazie perché possiamo essere qui come Chiesa, Signore. Possiamo offrire una lode, un'adorazione al tuo santo nome. Ti ringraziamo perché sappiamo che te sei presente qua. Chi crede che Lui è presente? Chi crede che abbiamo lo Spirito Santo di Dio qua in mezzo? Che abbiamo la sua presenza? Che abbiamo Lui qua con noi? Ti ringraziamo, Signore. Ti chiediamo, Padre, che sia te, Padre, sempre stasera qui a parlare, Padre, a manifestare il tuo Spirito Santo, a manifestare la tua presenza, a parlare, Padre, le cose in cui vuoi parlare per noi. Ti ringraziamo, Padre, perché sei grandioso, sei potente. Tutto questo nel tuo nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Amen. Come ha detto Paolo, no? Chi ha qua sentito proprio la presenza del nostro Signore stasera? Amen. Amen. Veramente lo Spirito Santo quando parla con noi, lo Spirito Santo quando ministra ai nostri cuori, lascia proprio un segno, no? Parla esattamente quello che vuole parlare, non quello che vogliamo ascoltare, ma quello che vuole parlare. Amen. Stasera quindi, come stiamo facendo in tutti questi ultimi giorni, vedremo insieme la lettera di Giacomo, capitolo 4. Giacomo, capitolo 4.
che tratta un argomento, direi, un po' scomodo, però è necessario, no? Quindi stasera cercherò quindi di dividere in 4 punti. Primo leggeremo dei versetti, poi ci fermiamo, facciamo, no, una riflessione su questi 3 versetti qua e dopo proseguiamo, ok? Leggiamo insieme. Giacomo 4, versetto 1, dice così: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate, e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per rispendere nei vostri piaceri. Fino lì. Bene, come abbiamo visto noi in tutti questi giorni che stiamo trattando e soprattutto studiando la lettera di Giacomo, noi possiamo vedere qua che Giacomo quindi stava proprio scrivendo questa lettera a una chiesa. E quando lui inizia appunto a parlare di questi, diciamo, in questi versetti qua, voleva trattare della divisione che aveva dentro la chiesa. Quella divisione quindi che portava quindi, veri problemi che portavano alcuni da una parte, alcuni dall'altra, e che lui voleva basicamente trattare queste divisioni. Una cosa interessante è che lui aveva già parlato un po' prima, no, nei capitoli anteriori, che c'erano dei problemi che dovevano essere trattati come peccati. E noi un po' più avanti vedremo che anche queste divisioni venivano trattate come se fossero peccati e dovevano essere trattati così. Perché in questi 3 versetti qua lui ci va a dire esattamente che tutti questi desideri sono peccaminosi. Quindi una cosa che Giacomo quindi stava trattando qua, che noi adesso sappiamo, è la divisione. Punto. Però se noi ci pensiamo bene, tutti questi versetti qua possono essere applicati anche nella nostra vita individuale. Non è solo una maniera collettiva di lavorare da parte di Giacomo, ma se lui stava parlando esattamente per quanto riguarda i desideri, anche noi abbiamo dei desideri che sono particolari. E questi desideri, quando vanno proprio portati in un collettivo, diciamo così, una chiesa, quindi vanno proprio a, magari, non so, diventare dei problemi più seri. E quindi Giacomo inizia parlando di queste cose. Quando dice voi bramate non avete, voi uccidete e invidiate, non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male, per rispendere nei vostri piaceri, e stava dicendo esattamente questa cosa, che queste persone non ricevevano qualcosa dalla parte del Signore perché volevano proprio spendere quei loro piaceri. La traduzione qua, cioè non la traduzione, ma l'interpretazione qua di questo testo, quando lui dice così, nei vostri piaceri, è molto chiaro. Però, chiaro fino a che punto? Cioè, qual è il desiderio del nostro cuore? E quando Giacomo va a trattare di questa cosa, io non posso no dire questa cosa e non lasciarvi senza dire questa cosa, cioè il fatto del regno di Gesù. Perché Gesù, quando è venuto qua, lui voleva trattare cosa? Il cuore. Il cambiamento che il cristianesimo porta a una persona non è dall'esterno verso l'interno, è dall'interno verso fuori. Quindi Giacomo sta trattando qua che i problemi della Chiesa iniziano soprattutto dentro i nostri cuori, iniziano appunto dentro di noi. Quindi Giacomo voleva trattare la parte collettiva, ma stava proprio parlando e trattando nella parte individuale. E quando noi facciamo quindi un riassunto di quello che è la Bibbia, di quello che noi vediamo, possiamo vedere parecchie persone che hanno magari chiesto una cosa o hanno preso delle decisioni in base al loro piacere. Un esempio è Giacomo e Giovanni. Quando sono avvicinati a Gesù, cosa gli hanno chiesto? Ma Signore, possiamo sederci uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra? E qual è la risposta di Gesù? Volete anche prendere dei calci che ho, che riguarda me? Era un desiderio del loro cuore, che non c'entrava nulla con quello che Gesù doveva fare, non c'era niente a che fare. Dopo, Acabe e Izebel, quando sono andati a Nabot a chiedere la vigna, Acabe voleva soltanto fare un orto a casa sua,
ma la vigna di Nabot era appunto l'eredità sua, ma era solo un piacere, c'era un qualcosa che c'era dentro Acabe che lo voleva fare, e appunto l'hanno ucciso dopo. Uzza, ho già parlato di questa cosa qua, anche avendo, no, cioè, la motivazione giusta, ma il principio era sbagliato. Lui ha voluto proprio tenere l'arca di Dio, ma non lo poteva fare. Quindi è il cuore, è il cuore. Quindi Gesù vuole proprio lavorare dentro i nostri cuori. E quando noi abbiamo una motivazione sbagliata dentro il nostro cuore, quando andiamo a chiedere qualcosa a Dio, ci fa male. Prima, perché pensiamo che Dio non ci ascolta. Secondo, perché quando Lui non ci dà ascolto, esattamente perché ci manca un po' di saggezza, arrabbiamoci con Dio. Pensiamo, ma tu non mi ascolti. Ma il fatto è che tante volte noi non chiediamo, e soprattutto non chiediamo a Dio qual è la sua volontà per la nostra vita. Ed è esattamente il contrario. Quando noi capiamo la volontà di Dio, quando capiamo qual è il nostro proposito, è molto più semplice di fare una domanda e soprattutto una richiesta a Dio. Quindi Giacomo stava mandando proprio questo messaggio alla Chiesa e Dio ha un proposito specifico per ognuno di noi. Questo è vero. Però il proposito generale dalla parte di Dio è più collettivo. Ma dove c'è questa cosa nella Bibbia? La storia di Giuseppe. Giuseppe ha avuto un sogno, aveva proprio un proposito particolare nella sua vita, ma il proposito di Dio era collettivo, era salvare la nazione di Israele. Quindi noi dobbiamo capire che la motivazione dentro il nostro cuore decide esattamente se noi riceveremo o meno quello che noi stiamo domandando dalla parte di Dio. Tornando sempre allo scopo della lettera, trattare dei problemi che c'erano dentro la Chiesa, problemi di divisioni, che facevano appunto avere dei problemi tra fratelli e che portavano a volte a avere proprio questi problemi che andavano in discussione e tutto quanto. Quindi dobbiamo a volte farci delle domande, no? Facciamo degli esempi. Se voglio comprarmi una macchina, qual è l'obiettivo di comprare quella macchina? Perché voglio soltanto dimostrare al mio fratello, al mio vicino che io ho una macchina potente o perché quella macchina soprattutto mi serve? Perché voglio comprarmi quella macchina? Un altro esempio, se voglio comprare magari una casa, una scarpa, un orologio, un telefono, una maglietta, un motorino, cioè qual è la vera motivazione dietro a sta cosa? Perché voglio esattamente questa cosa? Voglio dimostrare ai miei compagni? Oppure dimostrare qualcosa a qualcuno? Perché noi solitamente vogliamo avere la nostra tribù, giusto? Vogliamo essere presenti in una tribù in cui ci accetta, ci fa presente, cioè che vuole veramente stare con noi. In certi momenti abbiamo proprio questo rifiuto dalla parte della società. E quando noi abbiamo questi problemi, direi, emozionali, che non risolviamo, che Gesù non ha risolto nella nostra vita, tendiamo spesso a chiedere e soprattutto volere qualcosa dalla parte di Dio, perché siamo cristiani, chiediamo a Dio, che sono sbagliate, che hanno appunto la motivazione sbagliata. Quindi, quando noi capiamo questa cosa, sappiamo che Dio non ci darà nulla, soprattutto se è un qualcosa che ruberà il posto che appartiene soltanto a Dio. A volte penso che Dio ci guarda e pensa con se stesso, ma se do questa cosa a questa persona qua, continuerà essendo proprio il mio servo, il mio amico? O questo distruggerà la sua vita? Quindi è da pensarci. Un'altra cosa è chiedere appunto il fatto di un dono. Quando noi chiediamo magari a Dio un dono, e quando noi parliamo di doni, stiamo parlando magari nell'ambito della Chiesa, no? Perché tutti noi che abbiamo questo senso di servire, che abbiamo proprio questo senso, no, di servire in Chiesa, di essere presenti in Chiesa, chiediamo a volte a Dio dei doni. Ma un'altra domanda, ma perché voglio servire in Chiesa? È per onorare il Signore? O perché voglio soltanto essere visto da qualcuno? Voglio essere magari sul palco, voglio essere magari dentro un ministero perché voglio dimostrare a qualcuno qualcosa, che sono capace. Qual è il vero senso di essere un servo?
qua dentro la Chiesa? Perché possiamo appunto servire, ma anche della maniera sbagliata. Perché Gesù ci ha dimostrato questa cosa. Quando noi leggiamo Filippesi capitolo 2, che dice che lui si è svuotato di se stesso affinché diventasse proprio lui il servo, cioè ha dimostrato. Giovanni 13, quando lui lava i piedi dei suoi discepoli, lui stava dimostrando quello che doveva fare, un lavoro che nessuno voleva fare. La sua motivazione non era dimostrare ai suoi discepoli che lui era il migliore, ma voleva traspassare ai suoi discepoli, cioè riferire ai suoi discepoli che era necessario servire, ma fare quello che tante volte nessuno vuole fare. Quindi servire è esattamente questa cosa. E come vi dicevo, esiste una maniera giusta, corretta da servire. Il punto 2, quindi, partiamo dal versetto 4 fino al versetto 6, che dice così: «O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili». Bene, quindi siccome abbiamo visto quindi l'importanza di chiedere le cose giuste della maniera giusta, avere la motivazione giusta, il principio giusto, abbiamo visto che c'è la maniera giusta di servire, arriviamo quindi a secondo punto, che è glorificare il nome di Dio. Interessante che quando tipo lui dice qua gente adultera, noi quindi partiamo dal matrimonio. Che cos'è il matrimonio? È una cosa che Lucas e Nayara hanno appena vissuto questa esperienza di sposarsi. E quando erano davanti al pastore hanno dovuto fare dei voti. Io ti amo, ti prometto essere fedele, ti prometto cioè avere amore verso di te. Hanno fatto dei voti. E quando noi vediamo gente adultera, che cos'è l'adulterio? È una cosa contraria a quello che Dio è, che è fedele. Quindi se il popolo aveva già un'alleanza col Signore, che è una cosa molto importante che il Signore tiene tanto, che è l'alleanza, stava dicendo: ma scusatemi, se avete il desiderio sbagliato dentro il cuore e adesso voi siete adulteri, cioè siete infedeli con me, state facendo quello che il mondo vuole che facciate e non quello che dice proprio il Signore di fare. È molto diverso. Quindi lui inizia proprio questa cosa. Quindi quando noi vediamo questa cosa, vediamo che Giacomo sta portando proprio un contrasto, una cosa che non posso essere amico del mondo e amico di Dio. Io un giorno stavo parlando con una persona e stavo dicendo che la voglia che Dio ha appunto di fare distinzione. Tante volte nella nostra vita vediamo che la Chiesa, e adesso dico in maniera generale, ok, che questo è magari un problema che noi stiamo affrontando tanti anni dentro la Chiesa, cioè di portare il mondo dentro la Chiesa. Ma se noi leggiamo Esodo capitolo 19, quando dice che Dio ha scelto il suo popolo, lui ha detto così: io vi onererò perché voi dovete essere distinti, cioè dovete essere diversi. Non potete essere gli stessi popoli che sono qua al di fuori. Dio ha voluto sempre distinzioni tra di noi. E noi solitamente cerchiamo sempre di portare il mondo dentro la Chiesa. No, è sbagliato. Noi che dobbiamo essere diversi affinché il mondo veda attraverso di noi che noi abbiamo qualcosa di diverso. Perché è inutile che siamo uguali a quelli che sono al di fuori della Chiesa. Dobbiamo essere uguali, cioè come dice Paolo agli Efesini, dobbiamo essere imitatori di Dio. Capitolo 5, versetto 1. Quindi se continuiamo ad essere le stesse persone che quelle che sono al di fuori, cosa devono fare? Cioè non hanno niente non hanno una prospettiva, non hanno niente da vedere in noi, che hanno proprio bisogno da cambiare. Noi dobbiamo essere diversi, Dio vuole distinzione. E non è perché dobbiamo fare affari con Dio. Non è questo, no, adesso sono distinto, cioè cerco di onorare il mio Signore affinché ricevo qualcosa in cambio.
No, non è questo. Dio ci onora perché Lui è così, fa parte del suo carattere. Dio non può andare contro la sua parola. Se Dio ha detto, io vi onorerò se voi vi mettete da parte, cioè fare distinzioni, questa è una delle cose che è la definizione di onore, è perché Lui ci onorerà. Quindi questa cosa è molto importante. E settimana scorsa sono andato a Padova a predicare. E una cosa che mi ha colpito tanto è che stavo parlando pure con la mia moglie. È interessante che tipo in Brasile ci sono di quelle piccole chiese che hanno solo una porta e che appunto è un garage, che le persone sono lì per cultuare, cioè per rendere culto al Signore, cioè per fare esattamente che Lui sia conosciuto. Le persone lì non stanno in cerca di gloria, di conferma, che qualcuno li conosca, cioè no, sono lì per onorare il Signore, per lodare il Signore, per conoscerlo ancora di più. E quando sono andato a Padova ho visto questa chiesa, una chiesa che cerca il Signore, perché loro, cioè, sono una chiesa piccola, sono là perché vogliono il Signore. E quello che mi ha colpito di più è una coppia, che loro fanno un'ora in macchina per andare e un'ora in macchina per tornare, perché vengono da Venezia. E sono lì ogni domenica. E quindi vi chiedo, una chiesa piccola, a chi loro stanno cantando? Al Signore. Perché non stanno cercando niente di che. Stanno cercando di onorare il Signore. Loro stanno facendo distinzione. Romani 13,7 dice che a chi onora, il Signore onorerà. Quindi dobbiamo fare distinzione. Lì a Padova non stanno cercando niente di che, stanno cercando di onorare il Signore. Anche perché se stessero cercando magari qualcos'altro, non penso che c'è tanto. E quindi la chiesa piccola, la chiesa locale, tratta con noi, guarisce i nostri cuori. La chiesa locale ci fa veramente guardare il proposito giusto. La chiesa locale ci fa proprio guardare qual è la direzione giusta da seguire. E quello mi ha colpito tanto. Un'altra cosa che noi tante volte non ci pensiamo, ma onorare il Signore, fare distinzione del Signore, essere amico suo, perché noi lo già siamo, giusto? Perché quando dice gente adultera, ricordiamoci che abbiamo un'alleanza col Signore, quando abbiamo detto che Lui è il nostro Signore Salvatore, ok? E anche quando noi apriamo il bar qua, voi, cioè che compriate qua nel bar, state onorando il Signore, perché quei soldi sono usati qua, dentro la chiesa. Se ti piace o meno mangiare la pizza o l'hamburger, non è questo il proposito. Il proposito è onorare il Signore e soprattutto usare quei soldi per comprare quello che ci serve, magari un computer nuovo, un microfono nuovo. Quindi i soldi che magari voi state spendendo qua non è in vano, cioè state spendendo per la gloria del Signore, state onorando il Signore dicendo così: Signore, oggi non mangio il McDonald's che mi piace tanto, ma mangio in chiesa perché voglio aiutare la chiesa, perché voglio servirti. Stai facendo distinzione del Signore. Lo stai scegliendo e non stai scegliendo il McDonald's. Questo è fare distinzione. È onorare il Signore. O magari quando un cantante viene in chiesa e ci porta, non so se adesso porta, no, i CD, perché a epoca mia c'erano ancora i CD. Quando tu compri un CD stai dicendo: Signore, io ti sto onorando e soprattutto sto seminando nella vita di questa persona, perché pure lui sta lavorando, pure lui sta servendo il Signore. E tu quando compri questa cosa, sia una maglietta sia qualcosa, stai dicendo: Signore, io ti sto onorando, perché sto onorando la vita di questa persona. Perché, ragazzi? Perché è il proposito. Noi dobbiamo capire qual è il proposito dietro, la motivazione, ed era questo che Giacomo stava trattando, la motivazione di quelle persone. Quindi un'altra cosa è che noi a volte non capiamo il perché e soprattutto come riusciamo ad avere unità nella Chiesa, perché se Giacomo stava dicendo appunto delle divisioni, dobbiamo capire come si fa unità. E stavo parlando di servire. Neemia capitolo 3 dice che quando Neemia è andato a ricostruire le mura di Gerusalemme, le persone che erano lì a fianco
cosa facevano? Lavoravano. Quindi, se tu vai a guardare tutti i versetti, dicono così, questo lavorava, lavorando accanto, lavorando indietro, lavorando a fianco. E io mi immagino in quella scena. Davanti c'è uno che mescola il cemento, l'altro dietro che prende il mattone, un altro che sistema qualcosa. Cioè, lavoravano e questo crea unità dentro la Chiesa, perché è solo attraverso il servizio che si crea unità. Se io vedo il mio fratello che sta lavorando, se vedo uno, e vi dico la realtà, se vedo uno che è dentista, che magari è un medico, che magari è un avvocato, che a volte, no, chi viene trattato da una parte diversa dalla società, se vedo che lui pulisce i bagni, mette a posto le sedie, fa qualsiasi cosa dentro la chiesa, tantomeno io. Quindi se vedo uno che lavora, caspita, devo lavorare anch'io. Se vedo un altro che lavora, devo farlo anche io, perché questo mi motiva, questo mi crea unità, perché sto lavorando, sto dimostrando che devo fare qualcosa. Cioè, la persona che è al mio fianco sta avendo un tipo di atteggiamento che tantomeno io devo averlo. Il servizio crea unità. Se vengo in chiesa soltanto per sedermi qua, ascoltare la parola, ma dico così, dopo vado via, non saremo mai un'unità, non saremo mai una famiglia. Dobbiamo fare tutti insieme. Dobbiamo servire, lavorare. Quindi questo è una cosa che noi dobbiamo pensare tantissimo. Continuando, Giacomo quindi dà la soluzione. Vi ho detto no, di creare unità, cioè il fatto di lavorare, ma Giacomo dà la soluzione. Dal versetto 7 al versetto 10 dice così: sottomettevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le nostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o dopo d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Giacomo quindi dà la soluzione di quello che dobbiamo fare per avere quindi questi desideri cambiati nella nostra vita, che è sottomettersi a Dio. Interessante che lui inizia proprio dicendo: sottomettevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo. Interessante che noi vogliamo fare il contrario, vogliamo resistere prima al diavolo e dopo sottometterci a Dio. E tu mi puoi chiedere così, ma che differenza c'è? Tanta differenza. Andiamo a leggere Efesini, capitolo 6, versetto 11 al versetto 13, che Paolo sta parlando della armatura di Dio. Guarda che cosa interessante Paolo ha scritto. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Paolo ha usato quindi questo esempio qua del soldato perché era molto più semplice da capire. Quindi è la stessa cosa per chi gioca a calcio, ok? Andare al campo a fare una partitella senza portare le scarpe, e andare in guerra senza portare le armature, e andare magari in campagna senza portare la, come si chiama? Adesso mi è sfuggita la parola. La zampa? Zappa, ecco, è la stessa cosa. Quindi, come possiamo resistere al diavolo senza sottometterci a Dio? È impossibile. Cioè, è una cosa che io non riesco a capire. Quindi, se preghiamo, digiuniamo, leggiamo la parola, stiamo riempiendoci di Dio e così abbiamo forza per resistere al diavolo. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 7, dice che il diavolo è come un leone che anda, che praticamente cammina al nostro intorno, cercando appunto una situazione per divorarci. Quindi il diavolo è una persona molto opportunista, che cercherà appunto di
di prenderci esattamente in ogni situazione in cui non siamo preparati. Interessante che quando Gesù è stato tentato nel deserto, il capitolo 4 di Luca parla nel versetto 13 che il diavolo è andato via per un tempo opportuno. Quindi vuol dire che il diavolo non è andato, cioè adesso resisto al diavolo, lui fuggirà da me ed è tutto tranquillo ed è tutto a posto. No, lui tornerà. Ed è per questo motivo che dobbiamo sottometterci sempre al nostro Signore. Questa è la differenza. Perché se noi continuiamo a portare la nostra vita così sarà molto difficile. Sarà molto difficile. Quindi dobbiamo sottometterci al nostro Signore. Amen. Quindi un altro principio che dobbiamo capire è che quando noi ci avviciniamo al Signore, Lui si avvicina a noi. Cioè, quanto più mi avvicino a Lui, tanto più Lui si avvicina a me. Se vengo qua, ascolto la parola, se vengo qua, cioè sono insieme ai miei fratelli, ma anche se a casa leggo la parola, prego, il Signore si rivelerà a noi. Immaginate quindi Esaù, che la Bibbia dice in Ebrei capitolo 12, versetto 16, che lui è stato chiamato di profano. L'autore ha detto esattamente questa cosa, che lui era un profano. Perché? Perché lui ha disprezzato la primogenitura. Quindi Dio non ci darà mai niente se noi non dimostriamo attraverso i nostri comportamenti che anche noi vogliamo questa cosa. Forse ho già detto no, qua, che dove spendiamo più tempo della nostra vita dimostra esattamente che noi vogliamo quella cosa, cioè che noi apprezziamo quella cosa. Quindi se noi spendiamo il nostro tempo con il nostro Signore, dimostriamolo che esattamente lo vogliamo, che vogliamo stare con Lui. Il proprio Gesù ha detto, no? Non date perle ai porci, né pani ai cani. Quindi se il Signore non vuole proprio spreco, perché noi continuiamo a pensare che il Signore ci darà qualcosa solo perché noi gli stiamo chiedendo? Dobbiamo dimostrare attraverso le nostre attitudini, il nostro comportamento che noi lo vogliamo. Dimostrare che Lui e che noi veramente ci importiamo con Lui. Quindi quello che Giacomo stava dicendo è: dovete sottomettervi a Dio, dovete avere uno spirito umile. Quando Gesù, no, nel Sermone sul Monte dice nel capitolo 5, versetto 7-8 se non mi sbaglio, che lo spirito umile, cioè dobbiamo avere lo spirito povero, è che noi dobbiamo essere umili davanti a Lui, che dobbiamo proprio avere questa umiltà davanti a Lui, che quando il suo Spirito Santo soffia, noi dobbiamo inchinarci a Lui, cioè umiliarsi davanti a Lui, affinché Lui possa guarirci. Settimana scorsa avevo parlato, no, di questa salvezza che ha 3 tempi: passato, presente, futuro. Passato, Gesù è morto per i miei peccati; presente, devo santificarmi; futuro, sarò glorificato con Lui. Quindi in questo periodo qua so che Gesù è già morto per i miei peccati, qua adesso so che sarò santificato perché mi sto veramente mettendomi nella posizione in cui Dio può lavorare nella mia vita, ma so che nel futuro sarò con Lui, sarò glorificato con Lui. Ma la Bibbia dice in Ebrei che senza santificazione non vedremo il Signore. Quindi la santificazione fa parte del processo. Ed è questo che Giacomo stava dicendo. Soprattutto perché se noi vogliamo essere cristiani rilevanti, dobbiamo capire che dobbiamo essere santificati. La differenza del cristianesimo è questa, ragazzi: l'ortodossia e l'ortoprassia. L'ortodossia, il Vangelo, cerchiamo sempre la cosa giusta, nel minimo dettaglio, cercare l'interpretazione giusta, cercare le cose giuste, ma perché sappiamo che il Vangelo deve cambiare la nostra vita, il nostro cuore. L'ortoprassia cosa vuol dire? Che dobbiamo avere delle attitudini che vanno a cambiare la nostra vita. E qua non sto parlando male delle altre religioni, ma solo il cristianesimo ha il potere di cambiare la tua vita. È solo il cristianesimo che ha il potere di cambiare il tuo cuore. È solo il cristianesimo che, quando Giacomo scrive una lettera così, dice così: dovete cambiare la vostra maniera di portarsi. Non potete avere più il cuore, perché adesso avete un'alleanza col Signore. Ed essere chiamato proprio di adultero, penso che non sia proprio una cosa buona.
Il quarto punto leggiamo dal versetto 11 al versetto 12. Che dice così: non sparlati gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Condanna dei trafficanti, dei ricchi oppressori. Quindi il versetto 11 inizia così: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Questo qua non c'è interpretazione. Sta dicendo che non possiamo sparlare dei nostri fratelli. E forse la scorsa volta che sono stato qua, magari, non so se avete capito quello che ho detto. Perciò leggiamo un altro testo. Prima Corinzi, capitolo 10. Dal versetto 1 in poi, che dice così, cioè Paolo stava scrivendo ai Corinzi dicendo appunto e parlando della storia della Chiesa, del popolo di Israele. Ha detto: non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevero tutti la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Quindi capiamo qua che sta parlando del popolo di Israele, giusto? Sotto la nuvola, hanno passato il mare, bevevano, mangiavano, e che dovevano capire che quella cosa là era sì una provvigione spirituale e soprattutto la roccia che viene detta appunto che è Gesù Cristo. Vi ricordate, no? Ok. Continuando. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Or, queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. Quindi, l'esempio di non fare la stessa cosa. Abbiamo già visto che non dobbiamo fare le stesse cose. Abbiamo già imparato con loro. Versetto 7. E perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto? Il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Versetto 7 fa proprio riferimento all'episodio di Esodo 32, versetto 6, che narrava appunto la storia quando il popolo ha fatto il vitello di metallo fuso. Vi ricordate, no? Mosè stava là parlando col Signore, quando scende dal monte trova Aarone con tutte le persone che avevano fatto il vitello di metallo fuso. Paolo continua: non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne cadero in un giorno solo 23.000. Questo episodio si trova nel capitolo 25 di Numeri, versetto 9, quando il popolo cominciò quindi a fornicare con le figlie di Moab. Dopo continua. 9. Non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti. Questo episodio si trova nel capitolo 21 di Numeri, versetto 6, che quando il popolo ha iniziato quindi a mormorare contro Mosè perché non avevano da mangiare, il Signore ha messo dei serpenti per appunto uccidere il popolo. Versetto 9. E quindi arriva il punto dove Paolo voleva trattare anche. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Avete visto che Paolo ha messo la mormorazione nello stesso livello di uno che commetteva immoralità sessuale, che commetteva appunto la fornicazione e che commetteva proprio l'idolatria. Guardate appunto dov'è che Paolo ha messo la mormorazione, cioè il mormorio.
Quindi non stiamo parlando di una cosa tanto per. È peccato. Parlare male uno degli altri è peccato. Non è giusto. E se noi pensiamo in un contesto di chiesa, se non mi sbaglio Junior ha parlato qui questa cosa, dicendo che se io non vado dal mio fratello, soprattutto per risolvere il problema, ma inizio a sparlare, no, con uno o con l'altro, non riusciremo mai a risolvere il problema, perché non andremo appunto nella situazione giusta per risolvere. E forse ci metterà una chiesa contro l'altra, cioè un gruppo contro l'altro. Ed era questo che Giacomo stava trattando. E quindi questa è una cosa che noi dobbiamo fare. Per concludere, noi oggi viviamo anche in una, direi, società in cui noi viviamo un momento difficile. Perché? Perché sono arrivati tanto a un punto dove la teologia umana e soprattutto la teologia progressista sta arrivando dentro la Chiesa. Cioè, le persone vogliono mettere le persone o le carità, tutto quello che ci viene dietro, al posto di Dio. Ed è sbagliato. No, noi dobbiamo capire che queste cose sono giuste, complementano la nostra fede, ma la nostra salvezza viene dal Signore. Perché sto dicendo questa cosa? L'intuito di Giacomo, come abbiamo visto sempre, era di dire a una chiesa, soprattutto parlare a una chiesa, che dovevano completare la loro fede con le opere. Quindi, se io so che sono cristiano, devo seguire i passi di Gesù, devo fare quello che ha fatto, giusto? Ok. Io mi ricordo che una volta in Brasile le persone hanno, appunto, tornando un po' anche da quello che ho detto nel punto 2, le persone volevano proprio distinguersi dal mondo. Mettevano una Bibbia sotto il braccio, che sembrava proprio un mattone, che camminavano col completo, poteva essere 30-35 gradi, che camminavano proprio col completo e con la Bibbia sotto il braccio. E le persone li guardavano e dicevano, questo è veramente un cristiano. Peggiorava ancora se fossero proprio calciatori, che la Bibbia sotto il braccio ce n'era, ma proprio camminavano in una maniera anche diversa, no? Ma proprio così. Quindi le persone vedevano che erano cristiani. Però non è proprio questo che il Signore vuole. E non sto dicendo neanche che tu non puoi mettere, soprattutto indossare il tuo migliore abito per venire in chiesa. Ma è un'altra cosa che Giacomo vuole da noi. Ripeto, il nostro cuore. E quando parliamo di questa cosa, non possiamo usare come scusa il versetto 11, che non possiamo sparlare dei nostri fratelli, per in nome della felicità, in nome della nessuno può giudicarmi, nel nome del oggi viviamo nel Vangelo della grazia, quindi Dio mi perdona, non possiamo fare quello che vogliamo. Non è che possiamo fare esattamente quello che ci pare e è tutto a posto e Dio ci perdona. La grazia di Dio è un'altra cosa diversa. Noi dobbiamo in amore riprendere le persone che sono nel peccato. Ah, ma tu stai dicendo questa cosa, cioè da dove l'hai tirata fuori? Leggiamo quindi il capitolo 2 della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Il versetto 22 dice così: fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Quindi sta parlando a Timoteo, che era un giovane. Fuggi le passioni. Di cosa sono le passioni? Non è la tua ragazza, ti anticipo già. Non è il tuo ragazzo, non è questo. Sono appunto le cose che abbiamo dentro il cuore. Sono le cose che magari ci portano distanti dal Signore. Le passioni. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Quindi pensiamo al contesto di una chiesa, dispute. No, io canto meglio di te, io suono meglio di te, io servo meglio di te. Questo porta ad avere appunto un problema. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori. Quindi vuol dire che se uno sta sbagliando, deve istruire, deve parlare.
nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo, che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Basicamente, facendo un riassunto, Paolo stava dicendo: se voi vedete il tuo fratello peccando, se voi vedete che lui sta sbagliando, dovete dire qualcosa. Dovete. Avete proprio l'obbligo di dire qualcosa, con amore, affinché lui torni a se stesso. Quindi, pensiamoci a sta cosa, ragazzi. Non è che la grazia ci ha dato il diritto di peccare. Anzi, la grazia ha fatto proprio il contrario. Ha alzato l'asticella. Io dico sempre sta cosa. La grazia ha alzato l'asticella, affinché noi potessimo veramente essere diversi. Avessimo l'opportunità di combattere il peccato, resistere al diavolo, sottometterci a Dio, mentre invece la legge non era capace di fare. Quindi non usiamo le scuse dicendo così: questo qua non ha il diritto di giudicarmi, quindi faccio quello che voglio. Non è così. Noi dobbiamo essere proprio delle persone che sono amabili, ma che vogliono appunto ricevere l'esortazione, il rimprovero, affinché possiamo veramente migliorare, crescere, perché questo è l'intuito del Signore nella nostra vita, che possiamo veramente crescere. I discepoli non erano delle persone uguali alla fine del ministero. Gesù li ha trovati in una maniera, ma nel frattempo, nel corso degli anni, sono diventati persone diverse, perché il convivio con Gesù, cioè il momento in cui erano insieme, li ha fatto diventare diversi. Quindi finisco qua e chiamo anche il gruppo di lode, così potete venire qua, dicendo due cose. La prima è che la lettera di Giacomo è una lettera che ci porta ad avere proprio un atteggiamento diverso. La nostra fede non cambia. Samuele ha predicato qua e ci ha portato una scarrellata di versetti che parlano appunto di questa fede che noi dobbiamo avere. Ma la lettera di Giacomo ci confronta ad essere cristiani migliori. E la domanda che faccio è: in questo caso, cosa dobbiamo fare di tutto quello che abbiamo sentito stasera? Dopo tutto ciò che abbiamo sentito, cosa dobbiamo fare? E la seconda cosa che vi volevo dire, e vi lascio qua, è appunto il fatto che in questi ultimi giorni stiamo proprio offrendo questo aiuto a quelli che vogliono veramente camminare insieme. Abbiamo parlato tantissimo di discepolato, abbiamo parlato tantissimo e tante persone volevano camminare con noi. Il fatto del discepolato non è giudicare nessuno, non è, mettere il dito in faccia a qualcuno e dire così stai sbagliando, ma è proprio camminare insieme, di aiutarci insieme, di fare veramente una camminata, un percorso insieme, affinché possiamo anche noi diventare migliori. Quindi, rinforzo qua un'altra volta l'invito. Se qualcuno di voi volete veramente camminare insieme e fare il discepolato, potete cercare me o Junior, che siamo a disposizione. Perché, ripeto, c'è un percorso da fare. Gesù ha già risolto il nostro problema, ma adesso dobbiamo santificarci. Dobbiamo santificarci affinché dopo possiamo avere il nostro corpo glorificato. Amen. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà, la vergogna disfa.
inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Non c'è nulla. Non c'è nulla che sia pari a te. Non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. Solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Insieme a lui. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, nella tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, nella tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Santo
mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se mai io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fai camminare sopra le acque. Cantiamo, tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia roccia, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fai camminare sopra le acque. Tu sei, Signore, tu sei. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia roccia, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore.
sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore. Grazie Signore, grazie. Momenti degli avvisi. Ok, buonasera di nuovo a tutti. Iniziamo con l'avviso del 6 luglio. Ok, cosa abbiamo il 6 luglio, Nicole? Battesimo. Ok, come ha detto Nicole, il 6 luglio avremo i battesimi sempre a Covolo di Federoba, e dopo il culto domenicale, quindi siete tutti invitati a partecipare, ad assistere ai battesimi, e durante il culto di solito ci sono sempre le testimonianze, alcune testimonianze delle persone che si battezzeranno, quindi partecipate anche al culto se potete. Ok, poi il 26 luglio avremo il baby shower di Luigi, che per chi non sa... che per chi non sa è figlio di Camilla Junior. Ok, alle ore 15 sono invitate tutte le donne, mamme, nonne, bambine, tutte le donne sono invitate a parteciparvi, e vi chiediamo di portare una pietanza e un pacco di panolini e basta, giusto? Sì. Una pietanza e un pacco di panolini. Ok, poi la prossima settimana, il 28 giugno, sì. Il 28 giugno c'è il pigiama party delle ragazze, delle adolescenti. Ok, e oggi è l'ultima possibilità e opportunità per le ragazze dai 13 ai 19 anni, giusto? Per iscriversi al pigiama party sono 2 euro per l'iscrizione per aiutare con il cibo della cena e la colazione della mattina e con altre cose. A proposito, questi 2 euro potete già darli a Marzia o Camilla, come volete, se no potete darli anche prossima settimana, e se avete intolleranze alimentari comunicatele a loro, così in modo da organizzarci. Avete tutte il numero di Camilla e Marzia, giusto? C'è qualcuno che non ha il numero di Camilla e Marzia? Se non sapete chi sono e volete partecipare, sono loro 2 là, alzate la mano. Ok. Ok, durante la settimana poi vi arriverà la lista di tutte le cose da portare. Infine, stasera non ci saranno i nostri piccoli gruppi. Al posto dei piccoli gruppi ci saranno Giovanni e Giuliana, che se volete venire già qua, che condivideranno la loro esperienza nelle università. E niente, quindi vi invitiamo a rimanere con noi per poter ascoltare quello che hanno le loro testimonianze. Passo la parola a loro. Ciao ragazzi, non vi ruberò tanto tempo ancora. Allora, per chi non mi conosce, vedo tante facce nuove, quindi mi presento. Mi chiamo Giovanni, questa è mia moglie. Giuliana. Esatto. E siamo venuti qua per il matrimonio di Lucas, ma abbiamo approfittato anche per chiedere al pastore se potevamo condividere un po' della nostra esperienza con i ministeri all'interno dell'università. E io vi voglio chiedere intanto quanti ragazzi qua sono coinvolti in qualche modo con l'università, quanti sono iscritti, quanti pensano di andare. Vedo alcune mani, ok. Quanti pensano di andare? Quanti non sono ancora là ma pensano di andare? Ok.
Perfetto. Ottimo. Ottimo. Voglio leggervi brevemente il testo di Ester, capitolo 4, versetto 14, che dice così: infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Il contesto di questa affermazione di Mardocheo è molto interessante. Il popolo di Israele era stato esiliato e una parte del popolo non era ancora ritornata nella terra promessa. Si trovava ancora sotto esilio, sotto il regno del re Assuero. E ad un certo punto uno dei servi di questo re, un servo molto malvagio, chiamato Aman, crea un complotto per distruggere il popolo di Israele. E a questo punto Mardocheo, che è lo zio di Ester, una delle concubine del re, chiede a Ester di intervenire in questo momento. Ma il testo ci dice una cosa molto interessante. Lui ci dice questa frase: chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Questo ci fa riflettere che Dio mette le persone giuste nei posti giusti, nei tempi giusti, per un proposito giusto. Dio nella sua provvidenza vi ha messo lì proprio dove siete. Se non siete ancora all'università, Dio vi ha messo lì alle superiori. Se siete all'università, Dio vi ha messo proprio lì per un proposito, al vostro lavoro anche. E quindi vi voglio condividere 4 motivi per cui interessarsi del ministero dell'università. 4 motivi importanti. Nel frattempo che lo farò, Federico proietterà qua sopra una delle pagine Instagram di uno dei ministeri universitari di cui ho fatto parte quando ero qua in Italia. E nel frattempo che vi parlerò di questi 4 motivi per cui interessarsi, potete vedere lì la pagina Instagram del GBU. In questo caso è il GBU di Milano, che era quello che partecipavo, ma il GBU è un ministero in tutta l'Italia, quindi potete cercare nelle università dove andrete. Primo motivo: all'età con cui i ragazzi vanno all'università è un'età estremamente propizia per condividere il Vangelo. Ci sono diversi studi che sono stati fatti, studi di opinione che sono stati fatti, che dicono che Gen Z e Gen Alpha sono estremamente aperti a ascoltare il Vangelo, sono estremamente aperti alla spiritualità, al contrario della generazione precedente, dei millennials, di cui facciamo parte. Quindi non scoraggiatevi se i vostri colleghi magari non danno ascolto in un primo momento. Gli studi ci indicano che c'è un cambiamento in generale nel mondo, le persone stanno pronte ad ascoltare sempre di più il Vangelo. E l'università è un momento di cambiamento in cui questi ragazzi si trovano tutti insieme per un periodo corto di tempo molto intenso. Quindi approfittate queste opportunità. Secondo motivo: storicamente le università sono state sempre delle culle per i ravvivamenti. Nella storia del cristianesimo, soprattutto nel cristianesimo moderno, ci sono dei certi momenti in cui Dio, nella sua sovranità, nella sua grazia, dà una carica in più del suo Spirito Santo nel suo popolo e il Vangelo avanza tantissimo in quel momento della storia del cristianesimo. E ci sono stati diversi momenti come questo negli ultimi 2 secoli, diversi momenti di ravvivamento. E io sento veramente che Dio sta preparando un ravvivamento qua per l'Europa. E le università sono sempre state dei punti cruciali, dei punti fulcro in questi revival, dove ci sono stati attorno nel mondo. Terzo motivo: essere cristiani, apertamente cristiani, e ingaggiare la cultura dell'università è un modo per impattare la società. C'era un grande missionario che adesso non mi ricordo il nome purtroppo, lui ha fondato una di quelle che è la più grande agenzia missionaria oggi ancora in attuazione, che si chiama Cru, e lui diceva che se tu riesci a guadagnare le università,
tu hai guadagnato il mondo. E perché lo diceva? Perché le università sono il centro della conoscenza, della produzione di nuova conoscenza umana. È il centro della cultura, dove viene prodotta nuova arte, nuova scienza, nuova cultura, nuove leggi. È dove i leader del futuro si trovano in questo momento. Quindi se tu vuoi avere un impatto vero e duraturo nella società, noi come cristiani dobbiamo ingaggiarci in queste istituzioni che sono le università. Non possiamo rimanere qua fermi mentre il mondo fa avanzare la sua agenda diabolica, demoniaca. Noi non possiamo stare qua fermi a non fare niente, perché il regno di Dio deve avanzare anche lì. Quarto e ultimo motivo. L'università è un bellissimo momento per trovare studenti internazionali. E perché questo è importante? Abbiamo guardato, secondo l'Istat, le 3 nazioni più rappresentate di studenti internazionali qua in Italia sono la Cina, l'India e l'Iran. Sapete cosa hanno in comune queste 3 nazioni? Sono nazioni dove i cristiani non possono predicare apertamente il Vangelo. Sono nazioni dove, principalmente l'Iran, dove rischi di essere ucciso o incarcerato se vieni preso, se qualcuno sa che tu stai predicando il Vangelo lì. Quindi questi studenti che vengono da questi paesi e si trovano qua in Italia, in un paese dove tu puoi predicare il Vangelo, è una grossa opportunità di raggiungere persone di questi paesi dove normalmente sarebbe molto difficile di andare. Quindi valutate questi 4 punti di importanza di perché dare ascolto a questo campo, perché l'università è un campo missionario strategico. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di parlare di Dio nel momento in cui siete. Se siete all'interno dell'università, se siete a scuola, sappiate che ci sono persone che stanno cercando Dio, che stanno pregando Dio, che si stanno ponendo domande su Dio, su come Lui agisce, su cosa Lui può fare nelle loro vite. Ci sono persone che stanno cercando questo Dio, ma non sanno dove trovare risposta. Non sanno che la Bibbia può dare delle risposte. Non sanno quello che fortunatamente voi sapete, che Gesù è morto in croce per salvarci e per darci la vita eterna. Loro non lo sanno, stanno cercando disperatamente. E noi possiamo essere la risposta a queste domande, se noi ci mettiamo a disposizione, se noi ci lasciamo utilizzare all'interno della scuola e dell'università. Noi un anno fa abbiamo iniziato con i GBU Milano, che adesso vedete tantissime persone, eravamo io, Giovanni e un altro e basta. E abbiamo iniziato a pregare chiedendo a Dio di mostrarci chi è che lo stava cercando. Chi è che lo stava cercando? E abbiamo avuto l'opportunità di trovare tanti giovani che magari avevano sentito parlare di Dio, che magari avevano visto in una chiesa la mamma, qualcuno che pregava questo Dio, ma avevano tanti dubbi. Volevano sapere di più, ma non sapevano dove trovare la risposta. E questo gruppo ha permesso loro di conoscere di più. Questo gruppo ha permesso loro di conoscere di più Dio, di conoscere più Cristo e di camminare insieme a loro e di creare una comunità che può fare l'impatto che Giovanni ha detto. Perché quando siamo all'interno dell'università, della scuola, siamo lì per un obiettivo. Tecnici, diventare ingegnere, diventare, che ne so, l'idraulico, non importa. Il Signore ci vuole usare dove siamo, come ha fatto con Ester. La domanda è: tu vuoi essere usato dove sei? Sei disposto ad essere usato dove sei? Sei pronto per essere usato dove sei? Ed è quello che noi vogliamo invitarvi questa sera a fare, mettervi a disposizione dove siete, e se siete veramente interessati a lavorare all'interno
dell'università, se Dio ha toccato il vostro cuore in questo particolare ministero così come ha toccato ai nostri, vi prego di parlare con noi, di interessarvi insieme a noi e che noi saremo molto contenti, insomma, di darvi tutte le informazioni affinché possiate prenderne parte. Amen. Vi vogliamo veramente solo lasciarvi con questa frase, la frase di Mardocheo. E se fosse proprio per un tempo come questo che Dio vi ha chiamato qui. Ok? Dio vi benedica. Grazie. Vi faccio, scusate, avete parlato della GBU, no? Conoscete la GBU? Sapete cos'è? Sì? Chi conosce? Alza la mano. 2, 3, solo 3 persone. Io conosco un po' perché quando sono arrivato a Padova c'era una ragazza nella nostra chiesa di Padova, una missionaria australiana, che è stata gentilissima, la nostra prima amicizia in Italia, Naomi, e lei era coordinatrice, si dice, del GBU di Padova all'epoca, quindi ci raccontava un po' come funzionava, quello che faceva, e, insomma è davvero bello. Potete spiegarci un po' cos'è esattamente e come funziona? Sì, allora il GBU è un'associazione studentesca, quindi viene riconosciuta ufficialmente dall'università come un ente, e noi ci occupiamo il motto del GBU è condividere il Vangelo da studenti a studenti, quindi l'obiettivo è creare un ambiente di evangelizzazione e discepolato e di esaminare criticamente le parole. Quindi in una settimana diciamo comune del GBU cosa troverete? Troverete studi biblici, percorsi di approfondimento delle scritture, in un contesto dove voi potete fare domande, discutere insieme e raggiungere le persone. Poi ci sono gli eventi, ad esempio, Fede, puoi mettere la locandina che ti ho mandato? Ad esempio, questo qua è un evento che è stato svolto in cui abbiamo chiamato un filosofo, lui è dottore in filosofia e teologia, e lui è venuto all'interno dell'università per parlare dell'interazione tra cristianesimo e filosofia. Qual è il senso della vita a partire da una prospettiva cristiana, da una cosmovisione cristiana? Quindi organizziamo questi tipi di eventi anche, e organizziamo anche eventi sociali, grigliate, picnic, eventi per ritrovarsi insieme tutti quanti, creare amicizie, avere comunione gli uni con gli altri e raggiungere persone. Vi faccio solo questo piccolo risalto, che il GBU non è l'unico ministero universitario che esiste in Italia, esistono altri. Io non sono qua adesso per fare specificamente promozione del GBU, non sono neanche più affiliato a loro, ho avuto una bellissima esperienza con loro e vi consiglio tantissimo di trovare un gruppo GBU, ma se nella vostra università il GBU non è presente, trovate un altro gruppo che è presente. Oppure fondatelo voi. Oppure iniziatelo voi un gruppo. Esatto, no, ha ragione. Quindi, se siete interessati, contattateci, non siete da soli. La prima bugia del nemico che il gruppo all'università smentisce subito è la bugia che siete soli. Non siete soli lì. Quando arrivate lì vi rendete conto che ci sono altri cristiani come voi che vogliono adorare Dio, che vogliono far avanzare il Vangelo in quell'ambiente. Qualche altra domanda, ragazzi? Domande? Dubbi? No? A posto? Grazie Giovanni, grazie Giuliana. Perciò, da quello che ho capito, se siete in una università
e non siete insieme a altri cristiani per studiare, per pregare insieme, state sbagliando. È questo. Se non c'è un gruppo, iniziate un gruppo. È bello, non so, siete molto più giovani di me. In Brasile c'è spesso questo genere di gruppo di studio nelle università. È vero anche che le università brasiliane sono molto diverse di queste italiane in diversi modi, ma nonostante le particolarità, le difficoltà ci sono. Le troverete se siete già in università. So che già affrontate queste situazioni. Se dovete andare in università, sicuramente troverete delle circostanze dure, difficili da affrontare, e è molto più difficile affrontare il da solo. C'è un numero altissimo di ragazzi che crescono in chiesa e una volta all'università decidono di abbandonare la chiesa per vivere proprio le passioni di questo mondo. Perché le università offrono tante cose che magari al primo momento sembrano belle, ma poi il risultato arriva e spesso non è quello che immaginiamo. Quindi se avete l'opportunità di appartenere a un gruppo di studio, un gruppo di preghiera, fate, cercate, e se avete dubbi, Giovanni e Giuliana sono disponibili. Preghiamo per finire il nostro culto. Grazie Padre, grazie perché abbiamo una chiesa dove possiamo riunirci per stare insieme, per pregare insieme, per condividere le nostre gioie, le nostre battaglie, per lodarti, Padre, e per imparare di più riguardo alla tua parola, quello che tu hai preparato per noi, Signore. Che possiamo tutti uscire di qui con la tua parola viva nel nostro cuore, disposti sempre a non soltanto ascoltare, come dice Giacomo, ma anche di praticare tutto quello che abbiamo ascoltato, tutto quello che abbiamo imparato. Che una volta fuori dalla Chiesa possiamo dimostrare chi sei tu, Signore, attraverso le nostre vite, sia al lavoro, a casa, sia nell'università. Che le persone possano guardarci e possano vedere te, possono vedere un Dio che trasforma, un Dio che solo tu puoi entrare nel nostro cuore e togliere questo vuoto che sentiamo quando non ti abbiamo ancora scelto, Padre. Che possiamo tutti tornare a casa e ti chiedo che tu possa essere sempre insieme a noi, giorno dopo giorno, Padre, guidandoci nei tuoi cammini. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Grazie ragazzi, buona serata a tutti, ci vediamo il prossimo sabato.